Bene, eccoci insieme anche oggi, seconda puntata dedicata in qualche maniera al comune di Mira in provincia di Venezia, perché in una precedente occasione abbiamo parlato del ritorno a Villa dei Leoni degli affreschi del Tiepolo, attualmente conservati in un museo in Francia, quelli originali ma riproposti con una tecnica innovativa proprio sulle pareti di Villa dei Leoni. Allora, partirei da qua perché per chi non ha visto la precedente puntata è una vicenda che è durata una trentina d'anni, anzi qualcuno in più piuttosto che qualcuno in meno. Qual è stata la soddisfazione di un giovane sindaco nel riuscire a riportare a casa degli affreschi, mettere la parola fine su una vicenda durata oltre 30 anni, praticamente la tua vita? Fra l'altro Marco Dori è un collega giornalista ed è questo un po' anche il tema della puntata. Sì, devo dire che innanzitutto buongiorno a tutti. L'emozione è stata enorme. Quando abbiamo tolto l'ultimo velo che copriva l'opera, che tra l'altro è riuscita benissimo, effettivamente abbiamo percepito la presenza del Tiepolo tornare a Mira. È un evento che è stato veramente molto, molto ben voluto dalla città, che è arrivato alla fine di un anno di celebrazioni, perché abbiamo celebrato i 150 anni del comune di Mira. È vero, è stata una lunga rincorsa, ma alla fine io sono l'ultimo maratoneta e ho tagliato il traguardo per portare a Mira un pizzico di bellezza in più, di cui effettivamente tutti noi avevamo un gran bisogno. Ecco, 8 amministrazioni sono state attraversate da questa vicenda. È stata una corsa omogenea o ci sono stati momenti in cui le priorità erano altre? Guardi, l'operazione oggi è stata anche salutata con il sorriso, perché anche le tecnologie l'hanno resa bella, certo. E questo è importante, bisogna dirlo. La tecnologia si chiama Tattoo Wall, che praticamente rende come originale, insomma, la copia, in questo caso un affresco, quindi uno capisce la differenza. Devo dire che per quanto mi riguarda, appena io sono stato informato di questa opportunità, l'ho voluta cogliere subito, perché ho visto che era significativa, alla nostra portata ed era pronta, ed era un'occasione da non perdere. Quindi io non posso parlare per chi veniva prima di me, però effettivamente per me è stato semplice realizzarla, quindi poteva essere facile anche prima, però questo lo lasciamo agli altri, come si dice, ai posteri l'ardua sentenza. Abbiamo titolato questa puntata Un giornalista nella stanza dei bottoni. Ecco, qual è a questo punto, dopo oltre un anno e mezzo insomma, di lavoro come sindaco, il giudizio sul Marco Dori precedente, quello che faceva il cronista e quindi criticava l'amministrazione? Non solo, perché io... criticava. Dico non solo cronista, perché io chiaramente, essendo un figlio del mio tempo, faccio più lavori, no? Ho fatto più lavori, mentre facevo il giornalista, facevo il barista, il ristoratore con la mia famiglia, quindi sono sempre stato a contatto con le persone. Questo è fondamentale, credo, per un amministratore di oggi, stare con le persone per capire non solo il tuo punto di vista, ma soprattutto quello degli altri. Quindi devo dire che da fuori è anche molto facile fare opposizione. Quando sei dentro, chiaramente devi gestire una macchina dove spesso non c'è la benzina per fare tutti i chilometri che hai in mente, perché Mira è un comune grande, abbiamo delle frazioni... È uno dei comuni più vasti del Veneto. Questo è, diciamo, è un falso mito, è grande ma non è il più grande. Chiaramente uno dei più grandi. Abbastanza grande. Dopo, se vogliamo prendere anche in considerazione l'estensione sulla laguna, d'accordo, però limitiamoci sulle cose che governiamo, quindi sulle strade, sui nostri territori. Sono circa 100 km quadrati. Però la cosa importante, dicevo, è che abbiamo delle frazioni che sono grandi come altri comuni, quindi siamo grandi, siamo ampi, appunto 150 anni fa abbiamo messo insieme queste 3 città, Mira, Gambarare ed Oriago, ed è stata una fusione a freddo, però il territorio è rimasto tale e quale. Allora, ad un giovane cittadino di Mira, a questo punto evidentemente impegnato anche in politica, mi viene da chiedere: negli anni recenti, parliamo negli ultimi decenni, fino a qualche decennio fa, Mira e la Riviera del Brenta erano zone connotate fortemente a sinistra, cioè percentuali bulgare in alcuni comuni. Oggi le cose sono cambiate. È cambiato anche lo spirito dei miresi, cioè è proprio un'altra stagione. No, innanzitutto ritengo che
lo stare di qua o di là forse sono etichette che sono un po' superate. Indubbiamente la cultura è una cultura di sinistra e di centrosinistra. Io stesso sono l'espressione di un'amministrazione in tal senso, ma io credo che i giovani oggi abbiano necessità di avere un'identità anche politica, ma anche un'identità cittadina. Quindi più che destra e sinistra oggi è importante sentirsi parte di un progetto, e può essere un progetto cittadino in questi termini. La storia poi di Mira effettivamente è questa, la storia politica è questa, e perché? Perché c'è tutto un ragionamento da fare di tipo anche sociale, di tipo elettorale, e io ritengo che il cittadino oggi abbia anche necessità di guardare oltre gli schemi e soprattutto vede le persone. Quando vota a livello comunale vede le persone, le pesa, le misura e poi se ci si riconosce lo si vota. Prima hai detto che è importante il rapporto diretto con le persone. Sì. Questo è un po' in contrasto, in contrapposizione con chi invece la politica la vede soprattutto sulla rete. Ma noi cosa dobbiamo domandarci cos'è la rete? La rete è un mezzo, è un fine, è uno strumento? Insomma, discutere sulla rete non è come discutere dei visu, oggettivamente. No, però è comunque la possibilità di dialogare. Quando dico stare in mezzo alla gente vuol dire fermarsi a parlare io e te in questo momento, in questa stanza, ma può essere anche parlare a distanza. Io ho tantissime persone che mi scrivono sulla mia pagina Facebook, su email e quant'altro. Io cerco di rispondere a tutti, talvolta anche disattendendo quello che loro sperano che io dica, ma è un segno di attenzione. Poi l'amministratore locale è veramente in prima linea e quindi chi è in prima linea non può che andare verso il contatto. Abbiamo iniziato parlando del ritorno a casa degli affreschi del Tiepolo. In questo anno e mezzo di lavoro cos'è che sei riuscito a fare, a parte questa operazione che ti ha dato soddisfazione, e cosa invece ti vede ancora fortemente impegnato? No, io sono contento per tutta una serie di cose che abbiamo iniziato e che effettivamente erano lì da un po' di tempo. Anche questioni simboliche, perché alla fine il ritorno di questi dipinti è una questione anche simbolica, ma anche riaprire un parco che era chiuso è una questione simbolica importante, o un campo da tennis che era lì da anni, sistemare un ponte che era da anni che nessuno sistemava, cioè far vedere alle persone che un po' alla volta stiamo mettendo mano a delle questioni che erano ferme da anni. Il sogno però è quello di portare anche a compimento altre progettualità di cui Mira effettivamente sente parlare da tanto tempo. La messa in sicurezza della Romea grazie all'ANAS, poggiare anche la prima pietra del distretto sanitario, che è una questione vecchia di anni, ma senza però dimenticare anche le scuole, le strade, cioè prendersi cura della città come si cerca di prendere cura anche della propria famiglia. Quindi quest'anno compriamo una sedia, l'anno prossimo sistemiamo il frigo, poi verrà la cameretta dei bambini, cioè crescere insieme, ma lasciare anche la città meglio di come la si è trovata. Quello che colpisce è l'entusiasmo e la determinazione nelle tue parole. Molti invece si lamentano del fatto che i comuni non hanno risorse e quindi si piegano un po' su se stessi. D'accordo, ma il fatto di non avere le risorse per fare tutto, certo, però abbiamo comunque le risorse per fare qualcosa, l'importante è spenderli bene e soprattutto evitare di scialacquare quello che si ha. Quindi poche cose ma fatte bene piuttosto di tante cose fatte male. I comuni sono messi peggio di una volta. Però comunque i cittadini continuano a pagare le tasse e queste tasse dove vanno? Ecco, una cosa che a me piacerà fare in questo anno e che l'ho messo nel mio programma triennale è quello di inviare a casa dei cittadini ogni 3-4 mesi, quello che riusciremo a fare, un prospetto con scritto come spendiamo i tuoi soldi, per far capire alle persone che pagano X di tasse ma hanno anche Y di servizi. Il sogno nel cassetto? A parte la manutenzione ordinaria, perché sappiamo quanto è importante per la comunità. Beh, il sogno del cassetto è quello di lasciare una città a misura di famiglie, quindi più ordinata, più pulita,
e anche con delle possibilità di sviluppo, perché io guardo anche ai miei nipoti, no? Io sono uno zio, ho 7 nipoti e li vedo crescere anno per anno e voglio che loro abbiano una città di cui essere fieri, che sia chiaramente una città come diciamo infrastrutture, case, parchi, ma anche una città come comunità. Lavorare molto sull'idea di Mira, perché sono passati 150 anni, però ancora oggi tu sei di Mira, tu sei di Oriago, quindi lavorare un po' sull'identità. È legittimo, credo, che però un sindaco abbia nei propri sogni anche una grande opera. Per grande opera intendo dire anche il restauro, il recupero di un immobile, non sto pensando a cose lunari. Poi magari uno non ci riesce, però credo che i sogni siano legittimi. Allora, porsi degli obiettivi alti ti permette anche di fare una bella rincorsa e il sogno che mi riguarda è sostanzialmente un sogno che prova oltre i confini del mio comune, perché è da anni che si parla di lavorare sul cicloturismo a Mira, ma io dico Mira non solo, ma anche la Riviera del Brenta in questo caso. Tutti i comuni dell'asta della Riviera e gli altri che fanno parte del nostro territorio hanno deciso di puntare su un progetto, su un'infrastruttura che è una pista ciclabile a finalità turistica. Ecco, nel mio mandato arrivare al progetto finale di quest'opera, ecco, questo è un bel lascito ai miei nipoti, ma anche a tutte le persone che verranno, perché se noi vogliamo andare oltre Venezia, quindi con una nostra proposta turistica, io credo che il cicloturismo effettivamente dobbiamo darci da fare da questo punto di vista. E poi appunto la vocazione turistica verrà, anche questa nostra operazione dei Tiepolo, se riusciamo a metterla in sinergia con le crociere fluviali, potrebbe essere una piccola entrata per il comune, perché effettivamente lavoriamo sulle spese, bisogna lavorare anche sui biglietti che si staccano. Grazie a Marco Dori, che ricordo essere sindaco del comune di Mira in provincia di Venezia, quindi un'opportunità in più anche per aiutare le casse del comune può essere quella di visitare Villa dei Leoni, dove sono tornati recentemente gli affreschi del Tiepolo con una riproduzione estremamente fedele di cui abbiamo parlato anche in altra occasione. Grazie. Grazie a voi. A voi alla prossima. Arrivederci.